pochini brangi di calincuno, riflessione per Maria Grazia e chini incontrada su dolori, fatto in 3 parti, versi di Angioleddu, versi miei e una riflessione sul Vangelo. Partiamo con Angioleddu. Versi per madre. Angelo non si vida da dessu riesti di grua, dessu riesti di grua. Angelo non si vida da signora Pinuccia Gonzanima sua, t'assistiti in suo percorso e sa vita. Su riesti deve di grua, t'assistiti in suo percorso e sa vita, signora Pinuccia Gonzanima sua. Secondo verso. Sa bandera dei 4 moros, su da biri mindi namoro, su da biri mindi namoro. Sa bandera dei 4 moros, aguantado sempre colloca un sugoro, sus 3 bellos tesouros. Su da biri mindi namoro, sus 3 bellos tesouros, aguantado sempre collocados un sugoro. Versi per il marito. Piccioca con un sorriso, non la sa da punto in bianco. Piccioca con un sorriso, piccioca con sorriso, te bisi comprendi al suo manco, che su da assistiri del suo paradiso. Non la sa da punto in bianco, che su da assistiri del suo paradiso, te bis comprendi al suo manco. Verso per il padre. Quando più gente in carrozzella, varias portas nau agitorio. Quando più gente in carrozzella, quando più gente in carrozzella,
stella. Varias portas na agitoriu e caigu da lucenti stella mi varica signor Vittorio. Ultimo verso. Su demonio in s'inferno stai di potrà che tai d'ogni anima viventi, potrà che tai d'ogni anima viventi. Su demonio in s'inferno stai di caro Gesù su vai chi giustamente scurra s'amori pochini beni vai di. Potrà che dai d'ogni anima viventi chi scurra da s'amori pochini beni stai di caro Gesù su vai chi giustamente. Seconda parte, versi miei. Cominciamo con il fa. Sa conca su dolori marrada, bruste su verso aggiuda da Gesù su. Sa conca su dolori marrada, sa conca su dolori marrada, chi ni se ne anda non soffri di brusu, su dolori esti di chi ni abbarrada. Bruste su verso aggiuda da Gesù su dolori esti de chi ni abbarrada, chi ni se ne anda non soffri di brusu. Miela. Torra da sempre sa fresca ragi, guarisci di donna bubua. Torra da sempre sa fresca ragi, torra da sempre sa fresca ragi, tenga sta cura dessa vida tua. Is animas sunt insapagi, guarisci di donna bubua, is animas sunt insapagi,
tenga sta cura dessa vida tua. Eterna estisa danza, ma Cristo esti risorto. Eterna estisa danza, eterna estisa danza, risorgi di donni a mortu, custa estisa nostra speranza. Ma Cristo esti risorto, custa estisa nostra speranza, risorgi di donni a mortu. Prendi tu il telefono, dammi la chitarra, perché non posso tenere io. Ecco, la terza parte. Sono inquadrato? Sì. La terza parte? Sì, sì, vai. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro, che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Gli rispose Marta: so che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Parola del Signore. Amen. Ci fa venire i brividi questo passo del Vangelo. Gesù con maestosa autorità afferma: io sono la vita, io sono la risurrezione. Chi crede in me non muore, anche se muore, vivrà e risorgerà. Ecco, poco più avanti nel Vangelo dimostra che non sono parole, chiacchiere, promesse vane. Davanti a tutti griderà: Lazzaro, vieni fuori, e tutti vedono Lazzaro con le bende uscire dalla tomba, tornare alla vita come dono del Signore. Ecco la grande differenza. All'inizio nel Vangelo abbiamo sentito molti giudei erano venuti a consolare Maria e Marta, che erano le sorelle. Ma che cosa possiamo fare noi esseri umani? Possiamo dire mi dispiace, possiamo dire siamo con te, ma più di tanto, poveri esseri che siamo noi, non abbiamo potere sulla morte, non possiamo fare altro che
stare vicini gli uni agli altri, consolarci, pregare gli uni per gli altri, amarci gli uni agli altri. Siamo esseri umani. La differenza, Gesù dice, Lazzaro, vieni fuori. Allora, questo volevo dire. Nella vita è inevitabile per tutti di incontrare prima o poi il dolore, perché fa parte della vita, vogliamo o no. Lo incontriamo tutti in molte forme, vogliamo o no. Senza la fede in Gesù, il dolore acceca e conduce alla disperazione. La fede invece ha la capacità, la forza di sostenere, di illuminare, di trasformare il dolore, di glorificare il dolore, di cambiarlo. Ecco, questa fede però ha bisogno di una cosa. Dobbiamo fare come Marta. Sì, Signore, io credo. Abbiamo bisogno non solo di incontrare il dolore, ma di incontrare anche Gesù. Con questo chiudo perché penso che valga per tutti, sempre nella vita, me incluso. Pace e bene a tutti. Amen.